Capítulo 7. Prima parte di Zaccaria. La questione del digiuno. Dal quarto anno del re Dario, ai 4 del nono mese, venne a stai di Casleo, Betel Sarezer, al graduato del re, e il 6 oms a mandarin a ingraziarsi la musa del Signore. Interpellanti predis che funzionavano in tal santuario del Signore di Schiris e i profeti così. Aio di là di lungul corot tal quin mes, rispiettando l'astinenza come che fa di agnorus in ca, la vera religione. Allora la parola del Signore di Schiris mi è stata detta così. Disi così al popolo de tiere e al predis. Il digiun è il corot cos veis metut in vore tal quin e tal setting mes in dut che 70 anys. Lo veis o forse fat per me? E quando mangiaveis e beveveis, non ero vuotris a mangiare e a bere? Non sono forse questi gli sperabili che il Signore alla diti mediante dai profeti di una volta, quando Gerusalemme era anche piena di in e in paz e anche le città dell'intorno, il Negev e la Sefele e bevevano in. La parola del Signore gli è stata detta a Zaccaria così. Il Signore di Schiris dice così: ministrai con fedeltà la giustizia e cirit di vedul e bon cur ogni dun viers di che l'altro. La vedova e il warfin, il forest e il puar non stai a imbrogliare, e che nessun non masani tal socur iniquitas quintri del suo prossimo. Ma loro non hanno neanche ascoltato, ostinati e involtati di spalis e si sono stroppati di lui sorelli per non sentire. E hanno indurito il loro cuore anche il diamante, per non capire l'insegnamento e gli sperabili che il Signore di Schiris aveva destinati col suo spirito mediante dai profeti di una volta. Allora, il Signore di Schiris si è inrabbiato a morte. Come che loro non mi hanno ascoltato quando io clamavo, così quando mi clamano loro, io non rispondo. Al disse il Signore di Schiris. Anzi, io hai disperduto fra mies dai foresti, che loro neanche noi io conoscevano. Così la terra era stata abbandonata e da ora di loro non è più nessun che passe per lì o al bif lì. Una terra iordibile le hanno tramudate in un deserto. Capitolo 8. Prima parte di Zaccaria. C'è molto che sarà la ete messianica. La parola del Signore di Schiris arriva così. Il Signore di Schiris dice così: ho brusi passione di un amor che mi consuma e un gran fuoco mi arde dentro via. Il Signore di Schiris dice così: o sono tornato di nuovo a Sion e sono stato a Gerusalemme. Gerusalemme le clamaranno città fedele e la monda del Signore di Schiris, Mon Santo. Il Signore di Schiris dice così: viei e vielis torneranno a sentarsi te splaci di Gerusalemme. Ogni dunque il suo bastone in man paesiei massedis. Gli splaci di città saranno un formiar di frus e di frutti che gioieranno te sos splacis. Il Signore di Schiris dice così: se al semé un miracolo per il resto di questo popolo, aia di essere anche per me, parola del Signore di Schiris. Il Signore di Schiris dice così: ve chi cosoi per salvare il mio popolo, de terre di sorelle Evad e de terre di sorelle Amon. Io farei tornare d'ogni e avviveranno a Gerusalemme.
Loro saranno il mio popolo e io sarei il loro Dio, te fedeltà e te giustizia. Il Signore di Schiris al dice così: «Is vuestris man catorin a chiappa vigorie, vuatris coscoltais in questis paraulis di bocchi dai profetis, dedichiam buttati gli sfondi di chiesa del Signore di Schiris per tornare a fa su il santuario. Perché prima di che dis, non è stato salari per l'uomo, non è stato salari per i nemai, perché il che gli esive, perché il che gli entrava, nessuna sicurezza per colpa del nemico, e io avevi metus i ons un quintri di che l'altro. Come non so più come tai dis di una volta, col resto di che popolo, sentenza del Signore di Schiris. Perché io semenerai la pace e il vignal al darai il suo prodotto, la terra e darai i suoi prodotti, e il cielo al mandarà la sua rosata, ed ut che io il darai in eredità al resto di che popolo. E come che vuotris o se stas maledizione fra miei dai foresti, chiesi di Giudea e chiesi di Israele, così quando us varei salvas o sareis una benedizione. Non stai a vepore, lis vuestris mans che sedin fuartis, perché il Signore di Schiris al dice così: come che hai deciduto di trattaus mal quando i vuestris bons mi han disdegnato, al dice il Signore di Schiris, e non mi sono lasciato vedul, così come ho cambiato idee e ho deciduto di trattare bene Gerusalemme e la Chiesa di Giudea. Non stai a vepore. Vece che veis di fa, vi ho detto di parole un culatri, fazei sentenze di paz des vostris portis, e che nessun non masani tal socur iniquitas quintri di che l'altri. Non stai a consolarsi a giurare il falso, proprio tutti questi robis io li so dei, sentenze dal Signore. Dal corot all'allegria. La parabola del Signore di Schiris mi è stata detta così. Il Signore di Schiris dice così: il disun del quarto e il disun del quinto, il disun del settimo e il disun del decimo mese si tramuteranno per chiese di Giudea in gionde e in contentezze di assemblee di feste, per ottenere alla verità e alla pace. Popoli in marcia verso di Gerusalemme. Il Signore di Schiris dice così: avvegneranno chiamò popoli e indi un slag di città. La indi une all'aran de indi che altre e ad Isaram. Dai, anin a ingraziarsi il Signore, a cirì il Signore di Schiris, per quel che mi riguarda me, io o voi. E avvegneranno grandi giornati e popoli grandi a cirì il Signore di Schiris e a ingraziarsi il Signore. Il Signore di Schiris dice così: in che di sons di tutti gli slenghi dei foresti abbrincheranno un giudeo e lo tigneranno duro, per loro de toni di un continuo. O volim venire anche noi con voi, perché ho conosciuto che il Signore è con voi.